Amici di Gold 78, ben ritrovati, buona domenica e soprattutto ben sintonizzati su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre per la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Oggi una puntata un po' particolare, si è giocato soltanto nel campionato di Serie D, mentre tutti gli altri, le altre categorie sono ferme, saranno ferme anche per il periodo di Capodanno e ritorneranno tutti in campo naturalmente giorno 6 gennaio, giorno dell'Epifania. Pertanto oggi è una puntata assolutamente di riflessione, faremo 4 chiacchiere anche con i nostri ospiti che sono venuti a trovarci e con loro chiaramente trarremo anche dei bilanci su questi campionati, dal campionato di Serie D chiaramente sino al campionato di prima categoria. Vado subito a salutare il primo ospite, Enzo Pagano, ex direttore sportivo e anche insomma punta di diamante secondo me per quanto riguarda la prima parte della stagione del Giarre. Ciao Enzo, ben trovato. Grazie. Ho detto bene, punta di diamante? Ma io penso di essere una persona normale che lavora H24, poi purtroppo i risultati là non ci hanno dato ragione, però... È stata comunque sostanzialmente un'esperienza più che positiva, no? Assolutamente, assolutamente. Ogni esperienza quando c'è del lavoro si impara sempre anche dagli errori e questa è la cosa più importante. Assolutamente. Vedremo un pochettino cosa succederà adesso nella seconda parte della stagione, no? Perché la seconda parte è quella che prevede quasi un rivoluzionamento per buona parte delle squadre, sì. E quindi chissà che cosa succederà. Secondo me qualche pronostico salterà. No, ma comunque credo, proprio parlando del Giare, che abbiano lavorato bene perché hanno tenuto tutto lo zoccolo duro della squadra, tutti i giocatori più importanti, e hanno preso un allenatore di categoria, Pidatella, quindi credo che la direzione sia quella giusta per fare un ottimo giro di ritorno. È chiaro che tu stai parlando del Giarre, ma io mi riferisco anche ad altre società, chiaramente. Altre società, ci sono delle belle sorprese, come il Marina di Ragusa che sta facendo un ottimo campionato, un'ottima squadra, certo, gioca molto bene vero, a calcio. È vero. E ci sono anche altre squadre che comunque stanno confermando quanto di buono dovrebbero fare, come Palazzolo, Biancanini. Certamente la campagna acquisti per molte società è stata determinante, no? Perché hanno rivoluzionato per buona parte gli organici e adesso chiaramente sarà il campo a parlare se effettivamente i cambiamenti oppure gli aggiustamenti sono stati positivi oppure negativi e vedremo cosa succederà. Insomma avremo modo durante il corso della puntata di parlarne. Saluto invece colui che attualmente, pensate un po', in positivo chiaramente perché qualità non mancano, attualmente è al primo posto nel campionato di prima categoria con una squadra messinese, ovvero il Valdinisi. Salutiamo Giacomo Parisi. Ciao. Salve, Giacomo, ben trovato. Salve, grazie. Allora, grazie contentissimi a Nizza, perché si sta riassaporando un pochettino anche un po' il calcio, l'impressione, dopo qualche annetto un po'... Sì, stiamo riuscendo a fare bene con questa nuova società. Tra l'altro sottolineiamo 11 partite, 11 vittorie, un ruolino di marcia invidiabile. Per adesso stiamo facendo grandi cose, adesso prepariamo bene questa sosta e ci buttiamo subito per avrai problemi a ritrovare i tuoi ragazzi in forma oppure li hai già messi sotto? No, ci alleniamo, fortunatamente i risultati fanno la differenza. Benissimo, parleremo chiaramente di questa bella stagione del Valdinisi, anche dei progetti di altre squadre del campionato di prima categoria. Oggi si è giocato solo nel campionato di Serie D, pertanto subito il tabellino dei risultati di questa 17ª giornata. Aceriale batte Palmese 2-1, Bari Roccella 2-2, Castrovilla batte Città di Messina 3-0, Cittanovese Troina 2-2, Igea Virtus batte San Cataldese 1-0, Gela batte Locri 3-1, Marsala Nocerina 0-0, Messina Rotonda 0-0 ed infine Turris batte Portici 4-0. Questa giornata, la 17ª, praticamente chiude a tutti gli effetti il girone d'andata. Guardiamo la classifica, una classifica che vede sempre in testa un Bari assolutamente straordinario, in testa con 43 punti, Turris Calcio con 34, 27 per Marsala e Castrovillari, 24 per Gela e Cittanovese insieme alla Nocerina, 22 per Aciriale, Palmese e Troina con il Città di Messina, 21 punti per la San Cataldese, Locri, Portici e Roccella ed infine Messina con 17 punti, Igea Virtus con 13 ed infine chiude la classifica Rotonda con 10 punti. Si ritornerà in campo per l'Epifania, per la prima giornata di ritorno. Questo è il tabellino per quanto riguarda il 6 gennaio, Igea Virtus Gela, Bari Messina, Locri Nocerina, Città di Messina Palmese, Castrovillari Portici, Turris Roccella, Marsala Rotonda, Cittanovese San Cataldese ed infine un derby tutto siciliano
siciliano Aciriale Troina. Allora, iniziamo dalla Ciriale, perché insomma so che hai visto la partita, oggi Sì. sei stato allo stadio, nel frattempo possono partire anche qualche immagine di repertorio di questa Ciriale che è stato un po' in confusione nella parte iniziale, c'è stato poi anche il cambio dell'allenatore, è arrivato Pippetto Romano, risultati positivi subito, immediati, ha rasserenato un po' l'ambiente. Come hai visto la partita oggi? Ma io intanto premetto che avevo visto anche la Ciriale con Carlo, Carlo Breve, Breve. allenatore, e avevo visto un Ti ottimo aveva Ciriale. impressionato? Sì, sì, perché comunque so come lavora Assolutamente, Carlo, è un condivido, professionista. condivido. Non credo che fosse lui il colpevole delle difficoltà che ci possono stare, perché la Ciriale è una squadra del tutto nuova. E quest'anno soprattutto una piazza che è difficile. preme Assolutamente. tantissimo. Una squadra nuova con molti giocatori nuovi, con molti giocatori giovani, quindi chiaramente ci vuole anche del tempo per amalgamare il gruppo e tutto quanto. E devo dire che comunque è una squadra che lotta, oggi è andata sotto, poi ha ribaltato la partita. Il tecnico Beh, credo... è un po' lo stile anche di Romano, no? Sì. Che dà alla sua squadra, come tu sicuramente ben sai, quella forma di carattere anche cattivo che serve forse Sì. per la categoria. E poi guardando anche le immagini vediamo che il campo è veramente una cosa lo indecente, sappiamo. e credimi è veramente difficile poter Immagino, giocare. Oggi immagino. ho visto infatti la partita che è stata risolta solo da episodi, perché non ci si può aspettare una giocata No, perché a questo punto sorge spontaneo, leviamo insomma l'erba e teniamoci la terra battuta. Probabilmente sarebbe meglio, Perché probabilmente in questa maniera si gioca meglio. non si riesce a fare un passaggio di 2 metri, perché il campo veramente è una cosa Sconnesso totalmente. ed è stata soltanto risolta da episodi, perché praticamente nel secondo tempo ha avanzato Savonarola come un trequartista, perché era partito mezzala, l'ha messo più avanti e lì sono nati i gol, doppietta di Savonarola, Madonia che ha creato la giocata, ha È costruito. una Ciriale che può rientrare nel novero delle squadre che sperano insomma di agganciare i playoff. E vedendo la classifica è tutto in bilico, perché Tutto da giocare vediamo ancora. che sono punti, sono discorsi tra 2 punti, 3 punti, quindi non è una cosa facile in questo momento, perché la classifica è veramente molto corta. Tra playout e l'ultimo posto per agganciare i playoff si tratta di 2 punti, quindi non è vero. È molto difficile buttare adesso in questo momento dei pronostici. È vero, è vero. Beh, vedremo cosa succederà adesso nel corso delle prossime partite. Sottolineiamo tra l'altro insomma che questo Bari ha praticamente fatto erba bruciata, il distacco è considerevole, così come è considerevole anche la qualità di una squadra che probabilmente non c'entra nulla col campionato di Serie D. Squadra allestita con giocatori di Lega Pro, Serie B, che hanno fatto esperienze importanti, quindi chiaramente ha sicuramente delle differenze tecniche notevoli rispetto a tutte le altre avversarie, e lo sta dimostrando con un distacco importante rispetto a tutte le altre antagoniste. È vero. Poteva essere il Messina, una squadra che poteva creare dei problemi, ma ha avuto dei problemi. Parleremo tra poco del Messina, perché sul Messina insomma la discussione sarà notevole. Volevo salutare l'arrivo anche di Samuele Costanzo, che anche lui è un allenatore vincente in questo momento, perché è primo in classifica con il suo Palagonia in prima categoria. Buonasera a tutti, scusate del ritardo, ma Non c'è problema. è stato un po'. Samuele, è una stagione la tua iniziata con dei bei propositi, è finito quasi il girone di andata, siete al primo posto, indubbiamente è ancora lunga la stagione. Lunga e dir poco, lunghissima. Diciamo che la prima parte, se così si può dire, è andata bene. Da settembre che lavoriamo, la squadra ha reagito bene a qualsiasi difficoltà che c'è stata durante questa prima parte del campionato. Ci prendiamo questo Momentaneo questo primo momento posto. e sappiamo che ancora è difficile. Vabbè, vedremo cosa succederà. Eh. Vedremo cosa succederà. Volevo sentire invece a Giacomo Parisi riguardante il campionato di Serie D, no? Perché indubbiamente la squadra che ha fatto praticamente gara da soli è il Bari. Però ritornando a parlare delle squadre siciliane, io sottolineerei il Gela, che all'inizio poteva sembrare veramente una squadra che poteva fare numeri e poi si è un po' smarrita. Hanno avuto anche problemi societari, tra poco vedremo anche un servizio sullo stadio che non è stato riconsegnato alla società. Insomma, i problemi esistono per tutti, dalla Serie D probabilmente fino al campionato di prima categoria. Purtroppo i problemi, direttore, esistono per tutti. Se purtroppo non c'è una forza a livello societario, fare un campionato di alti livelli è molto complicato, nonostante
tu possa avere in squadra dei giocatori validi. Eppure Gela è una piazza molto importante, no? Il pensiero che possa fare numeri anche nel campionato di Serie D è facile, insomma, si presuppone che possa fare numeri. Ma purtroppo ci vogliono tanti elementi per fare bene durante un'annata. Come diceva prima il direttore, anche a Messina, che la squadra lì vicino dove abito si aspettava. E invece poi a distanza è uscito fuori il Città di Messina. Sì, il Città di Messina di fine. Mr. Furner, un amico che lavora bene. Immagino. Bene, allora abbiamo anticipato il discorso della squadra del Gela che insomma, anche se oggi ha avuto un risultato positivo, nelle scorse settimane c'è stato tanto trambusto indubbiamente a Gela, dovuto al fatto che non è stato ancora una volta riaperto lo stadio Presti. E questa è una cosa brutta, perché lo stadio è un po' l'anima di una società, di una squadra di calcio che vuole costruire un bel progetto. Pertanto noi ci uniamo alla società del Gela affinché quanto prima l'amministrazione comunale appunto di Gela possa riconsegnare, per essere riempito ancora una volta, lo stadio di Gela. Guardiamo il servizio. Ma sinceramente noi non sappiamo niente, perché chiaramente noi abbiamo scritto circa 25 giorni fa una PEC dove noi abbiamo specificato per la motivazione della riapertura dello stadio, però ad oggi non ci hanno dato nessuna notizia. Apprendiamo la notizia in conferenza stampa tramite i giornali, però attualmente non sappiamo niente, quindi è un bene che si riapre questo stadio, però chiaramente non avendo una tribuna, il Vincenzo Presti non avendo una tribuna non c'è uno stadio, questo è il discorso. È una cosa buona, però sappiate che attualmente noi abbiamo fatto fare una verifica sulla tribuna, i pannelli in legno, dove ha specificato un ingegnere esperto che attualmente la tribuna è a rischio totale, quindi noi abbiamo scritto anche direttamente all'amministrazione, ovvero al commissario straordinario, che ci dia informazioni sulla sicurezza di questi pannelli, perché a quanto pare sulla relazione è critica, diciamo, perché se questi pannelli vengono battuti, vanno a bordo campo, quindi noi dobbiamo essere sicuri per i nostri giocatori, per la sicurezza, quindi chiediamo urgentemente questo riscontro, spero che ci scriva il più presto possibile. Abbiamo scritto anche direttamente al prefetto e anche alla polizia, dove loro chiaramente devono verificare questa sicurezza di questa tribuna. Il rettangolo di gioco è a rischio, quindi chiudere lo stadio, andare altrove a giocare su tutto il girone di ritorno, perché chiaramente da parte mia e dei miei fratelli è onorare questa maglia e portare a termine il campionato, almeno salvarci per non perdere il titolo. Magari poi nei prossimi giorni faremo una conferenza stampa dove noi spieghiamo le motivazioni e il futuro di questa squadra. Inizialmente si era fatta una squadra per restare nelle prime posizioni e chiaramente con la chiusura dello stadio anche l'allenatore Zeman, lo staff tecnico, alcuni giocatori importanti sono andati via. Noi abbiamo fatto l'impossibile affinché loro restassero qua a Gela, ma non è stato possibile, perché magari vedi Alma che ha fatto 10 gol, capocannoniere del girone I, un giocatore a 25 anni che può avere una possibilità giocando altrove, perché chiaramente anche questi giocatori, ringrazio questi giocatori che siamo attualmente contati, che sono rimasti a Gela per onorare questa maglia. Da parte nostra l'impegno è di finire la stagione, come detto prima noi faremo una conferenza stampa e non devo chiedere niente a commissario Arena, chiederò solamente che i miei avvocati in questi giorni vanno a depositare in tribunale un risarcimento danno. Quindi è un sacrificio enorme che qualcuno deve pagare. Ma chi è il rumore di là? Football. I love football. 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 I love football. Quale futuro insomma aspetta ai gelesi? Speriamo che insomma pian pianino possano risolversi i problemi, che la squadra possa incominciare a dare qualche risultato in classifica, perché insomma vincendo oggi addirittura all'Ocri hanno un po' riaperto la pagina legata al discorso playoff. Samuele, su questo volevo sentire un po' il tuo parere e anche un parere sul Troina Calcio, perché il Troina l'anno scorso ha sfiorato, come tutti ben sanno, la Lega Pro con Pagana, quest'anno
con qualche sofferenza, però in questo momento ha una classifica abbastanza sicura. Che ne pensi su questa situazione? Ma allora io da premettere seguo poco questo campionato, Certo, perché naturalmente è chiaro, è logico, dai. Però è anche vero che a volte in queste piazze si hanno 2 anni di boom e poi si sparisce definitivamente. Questa, la preoccupazione più grande è questa, cioè la cosa migliore da fare secondo me sarebbe una programmazione, anche se il termine programmare nel calcio ormai è un po' così. Sì. Ci siamo e non ci Si siamo. abusa anche sulla si abusa, progettazione, si spesso e abusa. volentieri. Quindi secondo me, ecco, ci potrebbe essere degli anni in cui c'è un anno di stallo, ma non ci dovrebbe essere quell'anno in cui non si sa più cosa fa il Gela, non si sa più cosa fa il Troina o via per essere. Quindi spero comunque non si può ancora parlare nel 2020 in Sicilia di stadi e di campi, ecco. Questa è una cosa che La vostra situazione per esempio a Palagonia, così tanto per infatti, tagliare la testa al toro, com'è la situazione a Palagonia? ma noi abbiamo un campo che Avete un campo, già il fatto di avere il campo è già un successo, comunque non pensate. Sì. Voglio ritornare un attimo ancora a parlare e poi chiudo del campionato di Serie D. Abbiamo alcune immagini anche della CR Messina, perché mi voglio proprio collegare insieme anche a Giacomo sulla realtà comunque messinese, che è una realtà comunque sostanzialmente positiva, perché le squadre tra la Serie D e anche la prima categoria sono tantissime e molti investono secondo me nelle società, chi più chi meno, però c'è veramente tanta voglia di fare calcio nella provincia messinese, è una cosa molto positiva. C'è voglia di fare calcio, però secondo me è un peccato che una città come Messina abbia 2 squadre di Serie D nello stesso girone e non riuscire a fare magari una squadra competitiva. Unica competitiva. Per cercare di vincere un campionato e finalmente portare il Messina fra i professionisti. Quindi tu bocci l'idea di questa doppia soluzione in Serie D? Secondo me è troppo dispendiosa. È dispersiva, È dispersiva. soprattutto. Sei d'accordo, Sì, direttore? sì, assolutamente. Troppo dispersiva questa realtà Messina e città di Messina, senza nulla togliere alle singole società. Assolutamente, io perché ricordo, probabilmente faranno tanti sacrifici pure. Ricordo l'anno scorso in eccellenza nel Messinese c'erano 3-4 squadre, sicuro, Sì. perché c'era pure il Pistonina, Sì. Camaro, e lì veramente una fucina di giocatori importanti, perché nel Messinese veramente ci sono tanti giocatori importanti per fare queste categorie. Io tra l'altro ho visto la partita, questa qua del Messina di mercoledì, domenica avevo visto il Città di Messina. Si tratta di 2 percorsi completamente diversi, perché qui c'erano delle ambizioni importanti a inizio campionato, mentre lì Il Città di Messina quantomeno di salvare la categoria all'inizio, e Assolutamente. invece poi adesso le cose sono totalmente al Assolutamente. contrario, almeno in questo momento. Eppure ho visto giocare il Messina mercoledì, non ha giocato Non ha affatto giocato male, ha fatto male. una buona partita. A proposito sempre di cambi, Vabbè, vediamo una situazione stiamo guardando tutti insieme clamorosa, veramente. la realtà anche del campo di Messina, che è a dir poco disastrosa. Però come dice il mister è vero, è un vero peccato. È un vero peccato, Perché è un vero lì peccato. creando un'unica realtà si potrebbe veramente fare calcio. Guarda, noi ce lo auguriamo, perché siamo amanti del calcio, siamo amanti delle cose ben organizzate. Quando vediamo che spesso e volentieri magari da una parte c'è la volontà da parte delle società, invece da parte dell'amministrazione c'è incuria totale, siamo costretti purtroppo a prenderne atto, criticarlo, però più di tanto non possiamo, perché noi non abbiamo la bacchetta magica, vorremmo tanta averla. Rientriamo in studio, perché dato che stiamo parlando delle messinesi, abbiamo un servizio realizzato da Claudio Costanzo di Wisport proprio sull'andamento sin qui delle squadre messinesi dal campionato di Serie D sino al campionato di prima categoria. Scendendo di categoria troviamo ancora una messinese a mostrare fieramente i muscoli nel girone B di eccellenza, con il Camaro che chiude il girone di andata in prima posizione grazie alla vittoria per 5-2 sul fanalino di Codere Alaci. Sotto l'albero Mister Luca trova le prestazioni confortanti dei nuovi acquisti Cardia e Genovese, che timbrano subito il cartellino alla loro prima di fronte al pubblico amico. Di Paludetti al suo 18° centro nel 2018 e D'Amico le ultime marcature dell'anno nero-verde. A condividere la testa della classifica però c'è anche il Marina di Ragusa, vera e propria rivelazione di questo girone di andata. Corsara allo Scrofani Salustro di Palazzolo per 1-3 nel big match di giornata. La 7ª meraviglia consecutiva degli play porta le firme di Reinero, che apre le controversie all'8º, prima del pareggio giallo-verde di Diallò e del solito Daniele Arena, che permette alla compagine del Marina di trascorrere le feste da prima della classe. Vetta della classifica condivisa a quota 28 anche dai canarini del Biancavilla, che nell'anticipo del sabato hanno ragione del Catania San Pio X grazie alla doppietta dell'italo argentino Max Lucarelli.
che risponde nel finale al momentaneo pareggio dei locali di Abate. Scorrendo la classifica troviamo in quinta piazza, in virtù del vantaggio per classifica Ulza, la compagine mamertina del Milazzo, che torna dalla trasferta di Santa Croce Camerina con un punto all'attivo. Marino risponde all'iniziale vantaggio camerino di Leone, nonostante l'inferiorità numerica. Bicchiere mezzo pieno per mister Ferrara, che centra così il primo obiettivo stagionale. Alle calcagna dei ragazzi della città del Capo il paternò di mister Pensabene, stoppato al falcone Borsellino dalle parate dell'ex di giornata Caruso e dal gol beffa nei minuti di recupero di Randis, che risponde al vantaggio rossazzurro di Taormina, alla sua terza rete nelle ultime 2. Ne approfitta allora il Terme Vigliatore, al quale basta il gol dopo 120 secondi di Calabrese per avere ragione di un ostico Rosolini. I giallo-rossoverdi salgono a quota 24, archiviando così un periodo di forma tutt'altro che brillante. A tirarsi fuori dalle sabbie mobili dei play-out, distanti ora una lunghezza, il Città di Scordia di mister Serafino, che alla meglio all'Aldo Binanti di una ionica sciupona. Apparecchiavano nella prima frazione Licata, autore di un gol da Cineteca, e Floridia, prima che Baglione si sedesse a tavola per consumare anch'esso il pranzo prenatalizio. Santa Teresini rimandati a gennaio e che occupano ora il terzultimo posto in graduatoria. Focus speciale sulle categorie minori con il Torre Grotta nel campionato di promozione, che sprofonda in un desertico Pietro Gangemi nello scontro salvezza contro l'Accademy San Filippo. Lanza, La Spada e Mandanici regalano i 3 punti agli ospiti, che volano a +5 sui torresi, costretti a consolarsi solo con la prima marcatura in rossoblù di Brigandini. In prima categoria gioie e dolori per un Atletico Messina, qualificatosi al turno successivo di Coppa in settimana, ma fermato al Despard Stadium dal Saponara, che passava in vantaggio con orecchio prima che lo nostro regalasse l'ultimo punto dell'anno ai biancazzurri. Dunque una stagione abbastanza interessante da parte delle squadre messinesi, ma non soltanto. Di contorno abbiamo avuto modo anche di parlare di qualche società del catanese e siracusano. A proposito, vogliamo parlare subito di Coppa Sicilia riguardante chiaramente la categoria eccellenza. È stata definita praticamente la finale che si disputerà. Abbiamo proprio un tabellino, eccolo qui. Le semifinali, come tutti ben sanno, si sono concluse la settimana scorsa. All'andata il Canicattì vinse 1-0 contro il Città di Sant'Agata, al ritorno altra vittoria 3-2, mentre l'altro scontro tra il Città di Scordia si è concluso 2-0 a favore del Marina di Ragusa, sia all'andata che al ritorno. Pertanto questa finale, e se devo essere sincero credo che probabilmente è una super finale, sarà tra Canicattì e Marina di Ragusa, e voglio sentire il parere intanto subito del direttore. Che bella partita che si preannuncia, eh? No, Sarà veramente un terno all'otto. 2 squadre che giocano benissimo, benissimo. Marina di Ragusa gioca benissimo, è una squadra difficilissima da affrontare, e in questo momento è la squadra più in forma nel campionato, e credo che meritatamente, diciamo, sia in finale per affrontare un'altra squadra che è un'altra. Si giocherà, almeno così si dice, a fine gennaio all'incirca, quindi mancherà un mesetto pieno e forse anche più. Forse è un po' troppo presto fare un pronostico, perché poi adesso alla riapertura bisogna anche capire il termometro con cui le squadre avvieranno all'inizio della stagione. Si affrontano 2 squadre di cui una è seconda nel girone A, l'altra è prima nel girone B, quindi nel girone A secondo me quest'anno il tasso tecnico è più alto rispetto, sono d'accordo, per le squadre che ci sono è più alto, però quella è una squadra difficile da affrontare, quindi sarà una bellissima partita. Assolutamente, vedremo cosa succederà. Assolutamente. Noi di penalty chiaramente la seguiremo. Voglio sentire anche il parere degli altri miei 2 ospiti. Secondo te come andrà a finire? È difficile. Sarà una partita dal pronostico già da adesso incertissimo. Difficile, è sempre una finale, le finali hanno storia a sé. Importante, ancora c'è questo mesetto di tempo per preparare ancora meglio questa partita. Vedremo, anche perché insomma sicuramente qualche piccolo aggiustamento sia il Marina di Ragusa, sia il Marina di Ragusa, ma soprattutto anche il Canicattì hanno fatto un rafforzamento, pertanto si giocherà sino all'ultimo respiro. Tu che ne pensi? Come andrà a finire? Anche se è un po' troppo presto effettivamente. Sì, ma però mi aggancio al discorso prima di programmazione. Sono 2 squadre che comunque da tanti anni che lavorano bene e quindi fanno una finale che non è trovata, ma secondo me
è frutto cercata. di un cammino. Un cammino. Forse il Licata avrebbe potuto tentare di arrivare in finale. Una grande piazza, certo, però voglio dire, L'hanno vinta l'anno nulla scorso, nulla però. togliere al Licata, comunque il Canicattì con il Marina e il Ragusa 2 anni, 3 anni che comunque vincono campionati, vincono Hanno un coppe. trend di crescita, soprattutto il Marina, ma anche il Canicattino Marina, scherza. Allora, abbiamo dunque iniziato a parlare dell'eccellenza, vi facciamo vedere subito a questo punto l'attuale classifica che conclude questo 2018, il Licata in testa con 37 punti, come tutti ben sanno, il Canicattì con 36, Città di Sant'Agata 31, 27 per la Parmonval, 26 per Dattilo Noir e Mazzara, 23 Geraci, 21 Alba Alcamo, 19 Castellammare, 18 Mussomeli, 17 Marsala, 15 punti per Palermo e Profavara, 10 punti per il Partinico Audace, 8 per la Nuova Caccamo, 2 punti per il Castelbuono. Abbiamo anche il tabellino del ritorno in campo nel 2019, anche loro scenderanno e ritorneranno sul rettangolo verde giorno 6 gennaio. Questi gli incontri: Sport Club Marsala Castellammare, Castelbuono Città di Sant'Agata, Cus Palermo Dattilo, Nuova Caccamo Geraci, Alba Alcamo Licata, Profavara Mazzara, Canicattì Mussomeli, Partinico Audace e Parmonval. Allora, prima di parlare del Canicattì voglio sentire invece il presidente del Canicattì, perché credo che abbia un obiettivo importante: riportare il Canicattì in posizioni che meritano. Tantissimi anni fa, addirittura anche in Serie C, quindi si sogna secondo me la Lega Pro, ma di mezzo c'è chiaramente questo campionato che deve essere vinto, così come anche eventualmente il successivo in Serie D. Sentiamo il presidente del Licata. Presidente, partiamo dalle belle notizie: la conquista della finale di Coppa Italia, il secondo posto in campionato. Sì, ottime notizie, nel senso che per noi raggiungere la finale di Coppa Italia è un traguardo, mi dicono storico, mi dicono che non si era mai raggiunto in passato, quindi sono orgoglioso di essere, come dire, di rappresentare questa squadra nel momento, e questa società nel momento in cui abbiamo raggiunto questo obiettivo. Per il secondo posto, ottimo campionato, o parte ovviamente del campionato, ottimo risultato, perché essere a un punto dal Licata e comunque avanti rispetto a Sant'Agata per noi è sicuramente un obiettivo importante. L'organico è assolutamente completo, io avevo detto anche in altre interviste che non era facile migliorare questa rosa, non tanto per la possibilità di trovare dei singoli giocatori forti, non per questo, ma perché questa rosa è forte proprio perché è la rosa, è il gruppo, quindi sono gli equilibri tra i vari giocatori, gli equilibri che sta introducendo quindi mister Terranova, e entrare in questi equilibri non è mai facile, quindi abbiamo, come dire, avuto l'opportunità di individuare questi ragazzi, questi nuovi calciatori che i primi segni ci dicono che si stanno introducendo bene nel gruppo. Vito Lo Stadio, il 2019 potrebbe regalare qualcosa, visto che insomma, come società, come presidente, lei è lungimirante, insomma, pensa anche alla progettualità? No, tutti sanno che questo è uno dei miei obiettivi principali, un anno credo che sia troppo poco, è troppo presto, però sicuramente è un obiettivo importante. Stiamo cercando, non da solo ovviamente, di coagulare quante più sinergie possibili sotto tanti punti di vista per cercare di finalmente mettere mani allo stadio. È un'operazione non semplice perché sappiamo bene che il nostro comune non è nelle condizioni di poter operare in tal senso, quindi dobbiamo cercare di trovare forme alternative, il che non è facile. È facile fare calcio a Canicattì, Presidente? No, è difficilissimo, veramente difficile, perché Canicattì è una città, come dire, un po' viziata da questo punto di vista, probabilmente la storia, il blasone, quindi fa sì che i risultati magari degli ultimi anni non eccezionali ha un po' allontanato il pubblico dal calcio, che devo dire negli ultimi anni stiamo cercando di ricostruire, visto questa nuova società, quindi visto il presidente che mi precedeva prima, che ha fatto sicuramente un ottimissimo lavoro. Però voglio dire che Canicattì vuole sempre la squadra a ottimi livelli, quindi vorrebbe una struttura adeguata, che sarebbe giusto. Però per fare questo bisogna come dire, lavorarci pian piano. È difficile anche perché non avere un proprio centro sportivo, non giocare a casa significa un danno
forte, importante dal punto di vista economico, una programmazione molto più complessa, dei costi ovviamente in più, quindi è molto difficile. Sì. Un gioco di parole, il presidente del Canicattì che si chiama Angelo Licata, che salutiamo, così salutiamo anche tutta la piazza di Canicattì che sta vivendo un sogno, così come un sogno lo sta vivendo il Licata, che attualmente comunque è primo nel girone A del campionato di eccellenza. Allora, direttore, io credo che comunque sino all'ultimo dobbiamo pensare che sarà una battaglia a 2 oppure una battaglia a 3 con il Sant'Agata che potrebbe rientrare in gioco. Beh, si può raggiungere anche il Sant'Agata, anche se ha 6 punti di distacco sul Licata, mi pare, in questo momento, anche se credo che sia il Licata 31 con 37. Credo che sia il Licata che il Canicattì abbiano qualcosina in più rispetto al Sant'Agata in questo momento. E il Licata ha una vera e propria Ferrari. Credo che abbia un'intelaiatura forse più pronta per combattere sino all'ultima giornata. Una sensazione questa. Sì, ma il Licata ha veramente, credo, tutte le componenti per poter arrivare fino alla fine e vincere il campionato, perché ha una struttura societaria sicuramente non da eccellenza, ma parliamo di categorie importanti, e ha una piazza che comunque ha fame di calcio, anche troppa direi, e ha dei giocatori di categoria che possono fare sicuramente la differenza. Ma ci stiamo dimenticando Samuele Costanzo, però, che ha pure un allenatore che è super vincente, che è Campanella, che di campionati ne ha vinti tanti, e soprattutto è il personaggio che con la sua personalità probabilmente spinge non soltanto la squadra ma anche il pubblico a sognare la Serie D. Ma io penso quello che ha detto il direttore, penso che ci sia un mix di tutto. Hanno trovato il giusto mix tra giocatori, tra allenatori, tra staff, tra ambiente, tra società, che poi alla fine alla lunga paga. Certo. Giacomo, a questo punto la lotta sarà, da quello che abbiamo insomma detto questa sera, Licata, Canicattì e soprattutto il Città di Sant'Agata. Ma se tu in questo momento dovresti insomma dare un tuo pronostico secco, su chi punteresti? Io penso che il Licata riesca a vincere il campionato. Il Licata quindi lo vedi attualmente Sì. una spanna sopra le altre? Vabbè, vedremo, perché insomma come al solito il campo soltanto deciderà. Sia Licata che Città di Sant'Agata che Canicattì comunque hanno fatto qualche aggiustamento, perché quando sei in vetta, direttore, qualche aggiustamento serve, perché bisogna allargare un po' la rosa, fare riposare qualcuno, qualche infortunio di troppo. Già erano forti e ora... Già erano forti. Ma, quindi diventa difficile, anche se il Canicattì negli scontri diretti con il Licata l'ha spuntata fino ad ora, Sì. quindi Ha vinto 2-0, ha vinto il campionato. Lì il campo è difficilissimo, con un quindi... campo Sì, certamente pessimo, scontri Sì, è successo insomma, scontro, considerevoli, quindi qualche infortunio di troppo. Chiaramente una bella battaglia sarà, assolutamente. Beh, ce la goderemo fino alla fine. Parliamo adesso del girone B del campionato di eccellenza. Abbiamo anche in questo caso la classifica attuale che chiude il girone d'andata. In testa un trittico, Marina di Ragusa, Biancavilla e Camaro con 28 punti. Segue a 2 punti il Palazzolo con 26, 24 per Milazzo e Paterlò con il Terme Vigliatore, 21 per il Santa Croce, 18 Città di Scordia, 17 Giarre, 13 Catania San Pio X, 12 Atletico Catania con la Ionica, 8 punti per il Città di Rosolini. Chiude la classifica il Realaci con 4 punti. Anche per loro ci sarà il ritorno in campo per l'Epifania, 6 gennaio, eccola qui. Insomma, la giornata, la prima di ritorno, Città di Scordia, Atletico Catania, Camaro Biancavilla, e lì sarà veramente dura per entrambi. Catania San Pio X, Città di Rosolini, Milazzo Ionica, Terme Vigliatore Marina di Ragusa, Giarre Realaci, Santa Croce Palazzolo invece riposerà il Paternò. E come possiamo tutti immaginare, il big match sarà sicuramente Biancavilla Camaro. Tra l'altro all'andata il Biancavilla vinse in casa della squadra messinese per 3-1. Abbiamo anche delle immagini di supporto, e su queste immagini, diciamolo pure direttore, sarà anche in questo caso una partita da tripla. Ma io credo che il Biancavilla abbia qualcosa in più rispetto al Camaro. Il Camaro è una buona squadra, devo dire che
anche delle ambizioni diverse secondo me rispetto al Certo, Biancavilla. prima giornata d'andata, ancora forse le cose si Ma dovevano assestare quella un fu una partita, il Biancavilla vinse 3-1, Sì. Fu una la prima giornata è sempre un'incognita, ecco, quindi ora diciamo sono già create delle distanze, delle si differenze. sono già stabiliti gli equilibri anche all'interno dello spogliatoio, della squadra, allo staff Però tecnico. il Biancavilla credo che abbia, ecco qua c'è un giocatore che secondo me è un vero lusso per la categoria, che è Ancione, dico, ma credo che il Biancavilla abbia qualcosa in più rispetto al Camaro in questa partita, anche se poi parla sempre il campo. Chiaro. E giocare al Visconti non è facile per nessuna squadra. Certo. Il Camaro in casa ha giocato delle ottime partite, io penso che noi con il Giarre ci abbiamo vinto col Camaro a Giarre, col Biancavilla ci abbiamo pareggiato e con l'altra prima in classifica che è il Marina di l'orario di Ragusa marcia del Giarre lo conosciamo. ci abbiamo vinto, no? Una cosa che infatti. mi fa pensare E vedere che queste squadre in questo momento nella che zona sono- alta. noi abbiamo, poi l'anno scorso avevamo difficoltà a fare punti con le grandi, quest'anno con le grandi siamo riusciti a fare bene, però Succede. così. Samuele, certamente lo scontro sarà importantissimo, si giocherà in un campo bellissimo, quello del Camaro, che vuole vendicare la sconfitta del girone d'andata, però è anche vero che sto Biancavilla, effettivamente a detta di tutti, lo ha confermato anche il direttore, è una squadra... È una squadra importante, una squadra che all'inizio insomma nessuno pronosticava altissimo in classifica, la pronosticavano all'interno dei playoff ma non al primo posto, diciamolo pure. Però si potrebbe anche essere vero, ma il Biancavilla ha tanti anni che comunque è sempre lì che lotta per vincere il campionato. Anche lo scorso anno doveva vincere il campionato, aveva una grande squadra. Però non vuol dire a volte avere grandi giocatori per forza tutti quanti insieme. A volte è meglio avere meno i grandi giocatori, grandi nomi che qualcos'altro. Quindi il Biancavilla comunque ha tanti anni che sta lì e per stare là anche qui c'è qualcosa che... Tra l'altro c'è stato anche un cambiamento sulla poltrona del presidente, è andato via Furnari, nuova linfa che probabilmente ha alimentato anche la voglia di continuare a stare in anche vetta. queste cose servono, aiutano, sono d'accordo. Però ha tanti anni che sono là, ecco, non è un caso. Non è un caso. Giacomo, settimana dell'Epifania ci sarà lo scontro Terme Vigliatore Marina di Ragusa. Attenzione che questo Terme zitto zitto secondo me tenterà qualche cosa in questo girone di ritorno, perché ha ottenuto qualche risultato importante, forse gli è mancato il la finale per essere proprio probabilmente una squadra da primo posto. E poi, come dicevamo prima, le partite dopo la sosta sono sempre difficili e complicate. I panettoni fanno strage. Anche il mercato, qualcuno ha sistemato tante cose, quindi bisogna vedere un attimo come si fa la sosta, come si prepara, come ci si allena. Anche se il Marina di Ragusa chiaramente ha tutti gli interessi per tenere alta la tensione, proprio perché insomma da prima in classifica deve andare a giocare in un campo difficile e dove bisogna essere pronti. Perché nel campionato io ho visto qualche partita, perché la Ionica, lo seguo un tantino la Ionica, ci sono delle squadre organizzate, anche il Palazzolo, 4-5 squadre di alta classifica che secondo me fanno calcio in maniera diversa, faranno un campionato. C'è poco dilettantismo, nel senso che comunque si allenano più di una volta a settimana, quindi già io parto dall'idea che quando si allenano 4-5 volte, addirittura certe volte con doppia seduta, non mi venite a parlare di dilettantismo, perché non è assolutamente la parola giusta. Tra poco parliamo del Paternò, però prima vi facciamo vedere la festa del Paternò, perché in occasione delle festività natalizie chiaramente tutte le società hanno realizzato la famosa cena aziendale anche a Paternò, con la direzione di Ivan Mazzamuto, un presidente determinato, voglioso, che vorrebbe portare questo Paternò ancora più in alto. Guardiamoci il servizio di Federica Zammataro. Presidente, siamo arrivati insomma a fine anno, ecco, diciamo che questo momento ci serve non solo per tracciare un bilancio, ma anche per insomma augurare buon Natale ai nostri tifosi. Sì, e non soltanto ai nostri tifosi, desidero augurare un buon Natale a tutta la città di Paternò, a tutti i paternesi, visto che ultimamente abbiamo vissuto tante tragedie. Abbiamo bisogno probabilmente di tanta pace e tanta serenità. Auguro un buon 2019 a tutti i nostri cari tifosi che ci sostengono sempre, un 2019 ricco di soddisfazioni, mi auguro,
e anche ai nostri partners commerciali, ai nostri sponsor, ai nostri imprenditori che ci permettono di fare sempre calcio qui a Paternò, di avere un buon settore giovanile, ci permettono di avere una scuola calcio sempre più ricca e frequentata da bambini che magari da grandi ti faranno per la propria città. Posso solo augurare da parte mia il massimo sempre impegno, quello che ci ho messo sempre dal primo giorno che sono arrivato qua a Paternò, e cercherò di dare sempre il meglio e questo lo posso promettere, di portare qualche giocatore in questo periodo di mercato aperto. Mi faccio un augurio a tutta la città di Paternò, a tutta la tifoseria e a tutte le persone che ci hanno sostenuto. Cogliamo l'occasione per fare gli auguri alla cittadina di Paternò, tifosi, persone, augurare buone fortune, augurare sempre il meglio possibile, un buon 2019 per tutti quanti, dove ci sia salute e benessere, in primis la prima cosa che chiediamo sempre, e quindi sperare che questo nuovo anno sia di buon auspicio per tutti quanti noi. E poi augurare un po' ai tifosi in particolare che questo 2019 sia importante per successi sportivi, ce la metteremo tutto per poter far bene. Cosa vogliamo augurare alla città di Paternò, ma ai tifosi rossazzurri in particolare? Intanto di tornare nei palcoscenici che meritano il prima possibile, perché la piazza lo merita, ha un passato di tutto il rispetto, una storia importante, quindi l'obiettivo credo sia quello, quindi gli auguriamo in primis questo, e poi di passare queste feste bene e di continuare a sostenerci a prescindere da tutto e tutti, perché comunque non dimentichiamo che dietro a quel poco che si vede c'è molto lavoro, c'è molto sacrificio da parte di gente che veramente non si mette mai in primo piano, ma lavora parecchio e fa dei sacrifici dispendiosissimi anche a livello economico, quindi il mio augurio è quello di continuare a supportare queste persone, quali il Presidente e tutta la società, e di darci la possibilità di dimostrare che quest'anno sarà un gran bell'anno, insomma. Tocca anche a me farvi tantissimi auguri per un sereno e felice Natale e un prosperato 2019. Forza Paternò! Salutiamo dunque tutti gli amici di Paternò, un saluto particolare anche all'addetto stampa Federica Zammataro, amica ormai da tanto tempo di Penalty, ma voglio anche salutare naturalmente soprattutto il presidente Ivan Mazzamuto, anche lui grande amico di Penalty, ci segue tantissimo, così come anche tutti i tifosi di Paternò. Rimaniamo a parlare del girone B del campionato di eccellenza, perché voglio accennare un po' al Palazzolo, ed inizio parlando con il direttore, perché il Palazzolo a fine praticamente il giro d'andata ha deciso di voltare pagina, va via l'allenatore, si è dimesso e abbraccia questo progetto Sebbi Catania. L'arrivo di Sebbi può dare una svolta secondo te al Palazzolo? Perché insomma nelle ultime settimane qualche risultato non positivo hanno accompagnato probabilmente la fine d'anno della squadra siracusana verso qualche dubbio. Beh, diciamo che lì hanno un'organizzazione importante, una struttura societaria forte, quindi era la squadra che forse doveva finire il girone d'andata prima in classifica e a 2 punti, quindi non è che non è lontano, è una squadra fatta da giocatori importanti, e adesso con questo allenatore, diciamo l'allenatore precedente ha dato le dimissioni perché 2 punti in 3 partite, diciamo si è preso la responsabilità, si parte con un sì, ma forse la società avrebbe potuto un po' sorvolare in questo momento, no? Forse c'erano anche altre cose, perché
Certamente sostituirla adesso era il momento giusto, perché c'è la pausa, la squadra può assimilare anche i nuovi progetti di Sebbi. Beh, il discorso è che quando c'è un esonero, ci sono delle dimissioni, non è mai una scelta, è una scelta sempre che secondo me va ponderata ed è diciamo, un risultato di tante componenti che vanno, diciamo, viste in un'ottica generale. Magari in questo senso l'allenatore del Palazzolo non si sentiva più pronto, diciamo, per non aveva un proseguire. suo equilibrio probabilmente. Non lo so, queste sono cose che magari sanno loro, perché poi chi vive la società soltanto può Chiaro, dare la risposta. chiaro. Lo spogliatoio poi è sacro, chiaramente Ora non escono arriva un voci. tecnico comunque di categoria e con un gruppo importante Già di giocatori, categoria. e adesso vedremo quello che succede, anche perché comunque la classifica è molto corta. Assolutamente, ancora apertissima. Abbiamo 3 squadre a 28 squadre punti, che possono tentare tutto. il Palazzolo a 26, il Milazzo, poi il Paternò stesso, che non abbiamo citato prima, è un'altra squadra che potrebbe benissimo inserirsi. Chiaro. Siamo lì a distanza di 3-4 punti, quindi nel giro di ritorno aperto. può capitare Tutto aperto. Certo. Giacomo, il direttore non si è sbilanciato molto su Sebbi Catania, invece tu vorrei che lo facessi, anche se è un tuo collega, nel senso che insomma Sebbi Catania viene da una stagione pazzesca, importante, più di una stagione pazzesca e importante con la Leonzio. L'anno scorso ha fatto bene a Canicattì, ha sfiorato i playoff, probabilmente perché qualche risultato insomma è stato anche negativo inaspettatamente, ma non possiamo pensare che comunque sia stata una stagione negativa. Ritorna in campo, ma ritorna in campo, come ha detto bene anche il direttore, con una squadra che comunque è di categoria. Una squadra di categoria, e lui, come diceva prima lei, il direttore, è abituato a gestire questi gruppi importanti. Secondo me, come dicevo anche prima, farà classifica il Palazzolo fino alla fine, perché sono una società organizzata, dei calciatori di categorie superiori, e con il mister che è arrivato, ripeto, farà classifica fino alla fine. Vedremo come andrà a finire. Battuta anche con Samuele, insomma, che conosce bene anche Sebbi Catania. Diciamolo pure, Sebbi poteva, secondo me, trovare squadra già all'inizio della stagione, dopo la grande stagione appunto precedente con il Canicattì. È il destino anche degli allenatori, che spesso e volentieri rimangono fermi, anche meritatamente, secondo me. Sicuramente è troppo semplice mandare uno che mandarne 11, no? Paga sempre uno e aspetta 11. Il mister lo conosco perché ho avuto il piacere di stare con lui a Lentini, negli anni belli, quelli che sono adesso della Leonzio. Negli anni dei dilettanti. Negli anni dei perché insomma ma tanto è sempre dilettanti non eravamo. Tanto dilettanti non eravate, chiaro. Quindi secondo me ha preso una bella squadra e un ambiente giusto per poter dire la sua. Lo sa che va lì per non essere una squadra, ma per essere anche la squadra da battere, ecco. Bene, allora tra poco parleremo del Giarre, dell'ex che è ospite oggi qui all'interno di Penalty, però prima sentiamoci Sebbi Catania. Intanto sono contento e orgoglioso di essere stato chiamato dalla proprietà, e questo è un momento particolare. Dobbiamo pensare solamente a lavorare, cercare di mettere da parte tutto quello che è stato e pensare solamente che da questo momento in poi c'è un girone di ritorno da affrontare e lo dobbiamo fare nel migliore dei modi. Io ho visto 2 o 3 partite del Palazzolo, ma in questi 4 mesi ho visto tante partite di eccellenza, di Serie D, di Lega Pro, che comunque girare è sempre un motivo per aggiornarsi. È un organico importante, però questo tante volte non basta per poter vincere un campionato. Per vincere i campionati ci vogliono i giocatori buoni, qua ce ne sono tanti, ma ci vuole anche tanta umiltà, ci vuole abnegazione, ci vogliono tutte quelle caratteristiche che questi ragazzi sicuramente hanno. È chiaro che è una squadra che deve lottare per vincere, deve avere una sua identità, una sua fisionomia. Poi è chiaro che a me piacciono le squadre che impongono sempre il loro gioco, che giocano nella metà campo degli avversari, che abbiano grinta, che abbiano rabbia, che abbiano fame di arrivare e di poter vincere le partite. Per quanto mi riguarda, Palazzolo, per l'ambizione che ha, per me non può essere un punto di arrivo, ma sicuramente un punto di partenza, perché se fosse un punto di arrivo allora magari smetterei di allenare. Grande ottimismo per Sebbi Catania, un in bocca al lupo e un saluto naturalmente a tutti gli amici sportivi di Palazzolo, in modo particolare ai tifosi che seguono appunto questa squadra.
parliamo del Giarre, perché quest'anno la stagione ti ha visto praticamente protagonista, e poi c'è stato questo cambio, nel senso che la società ha preso questa decisione di cambiare allenatore, sei andato via anche tu, Sì. rimane comunque il fatto che la squadra non era in una zona pericolante. No, beh, ma la mia scelta di andare via è legata ad altre questioni, io l'ho già spiegato, sono questioni personali anche legate al fatto che lavorativamente col mio lavoro, io faccio l'avvocato, non riuscivo a gestire al 100% L'impegno deve essere assiduo, certo. perché poi io avevo l'incarico di direttore generale, però mi occupavo di tante cose anche della segreteria, oltre della direzione sportiva, avevo diciamo un incarico a 360 gradi e se non hai il tempo di farlo al 100%... La serenità anche. Anche quello, perché comunque ci sono state delle divergenze per quanto riguarda la gestione di certe situazioni, io ne ho parlato direttamente con la società, con la proprietà, è chiaro che se uno non vede le cose allo stesso modo è meglio... Non ha senso continuare. Assolutamente, ho fatto questa scelta che era quella di farmi da parte e adesso la domenica e il sabato... Adesso osservi molte partite. Assolutamente, vado... Vai a vedere in giro giocatori, società, allenatori? Sì, dalla Lega Pro fino all'eccellenza, tra sabato e domenica vado a vedere più partite possibili perché credo che sia importante aggiornarsi. Vai a vedere soltanto i campionati di promozione in prima categoria, cioè vai a vedere soltanto l'eccellenza e la Serie D, oppure la promozione e la prima categoria non fanno parte del tuo... No, non è capitato, però magari andando a vedere... Nel caso del Valdinisi, voglio dire, prima categoria, 11 partite, 11 vittorie, qualche cosa di interessante probabilmente ci sarà. Credo, allora, io penso questo, che uno nella vita deve fare sempre gavetta, e se il mister, chiaramente parlo degli allenatori, sono qua primi in classifica, vuol dire che stanno lavorando bene, ed è chiaro che magari nella loro intenzione non penso ci sia sempre quella di allenare in queste categorie, ma di salire sempre. Mettersi in mostra in queste categorie non è mai facile, se ci riesci è già un buon punto di partenza. Penso questo, c'è il fatto che comunque è da applaudire, perché comunque voglio dire, sono campionati difficilissimi anche perché sono categorie dove tu insomma ti insabbi, se non riesci ad avere quella continuità e quella assiduità ti insabbi e non ne vieni mai fuori, ma se ne esci da vincente hai un curriculum di ma ci sono tecnici che magari pensano di partire da chissà quale campionato, invece magari sono da applaudire perché comunque stanno facendo benissimo i loro campionati, hanno questo interesse a crescere. Posso chiederti una cosa, anche se siamo tra Natale e Capodanno e quindi sotto l'albero, insomma un po' tutti vorremmo avere delle cose positive? Sì. Allora, poi lo chiederò anche ai due mister, lo chiedo anche a te, che attualmente insomma sei fermo, ma cosa vorresti trovare sotto l'albero in prospettiva sportiva per la prossima stagione? Un progetto che ti potrebbe coinvolgere? Allora, io dovrò fare il corso di direttore sportivo, che è quello che voglio fare perché è quello su cui voglio concentrarmi, però anche la qualifica di osservatore riconosciuto dalla FIGC, quindi in ogni caso io do grandissima importanza allo scouting, perché per me lo scouting è la cosa più importante. Sono d'accordo. Perché tu per costruire una squadra devi conoscere i giocatori, li devi conoscere in tutte le categorie, perché parlavamo prima di categorie. Perché lì costruisci le squadre. Ma in promozione in prima categoria ci possono essere anche ragazzi che magari, chi lo sa, nel giro di un paio d'anni possono trovarsi a giocare anche in categorie più importanti. Insomma, non ti fermi, tra Natale e Capodanno qualche giorno di riposo, poi il giorno 6 per l'Epifania ritornerai in campo a vedere giocatori e ambienti. È importantissimo perché aggiornarsi sempre, restare sul pezzo, imparare da tutti, perché tu impari sempre andando a vedere una partita di calcio. Chiaro. Samuele, hai sentito bene il direttore, no? Cioè, sul fatto che bisogna lavorare tantissimo, voi due siete due allenatori che lavorate tantissimo in un ambiente di prima categoria che abbiamo detto è sempre molto tortuoso, difficoltoso, notturno io lo chiamo, perché ti alleni tardissimo, fa tanto freddo, vieni da una giornata di lavoro extra che probabilmente incide anche dal punto di vista umorale, e invece devi essere pronto, pimpante e determinato anche per allenare un gruppo di ragazzi che a sua volta avranno anche i loro problemi serali. Sicuramente, ma il direttore ha detto tutto alla perfezione, perché comunque allenare in prima categoria non significa essere, o giocare in prima categoria e essere non giocatori bravi,
molti fanno anche una scelta di vita, Chiaro. perché chi lavora ormai il calcio non può ormai pensare uno di come si faceva una volta, di avere quegli stipendi, di stare bene, quindi ormai anche c'è chi gioca in prima anche per cambiata scelta. un po' la mentalità, per fortuna. È cambiata, sì. Io ho la fortuna che ho iniziato 4 anni fa, come ben sai, Sporting Eubea, ho vinto il stagioni campionato, importantissime. campionato e Coppa, poi ho fatto 2 anni di promozione, adesso sono ritornato, tra virgolette, no, indietro, non parlo mai di ritornare indietro, mi sono ricalato per poter fare una cosa diversa, stimoli nuovi. Fin qui ci stai riuscendo, stai portando a casa un bellissimo primo posto attualmente. Però va bene, però come dice il direttore, lo scouting, che purtroppo io ho una scuola calcio mia. E quindi sai benissimo so cosa significa, quanto sia importante. Non si deve partire sempre da lì, dalle strutture, dalle persone qualificate, perché oggi scuola calcio la si inventa. Chiunque adesso vuole fare qualcosa, business e basta, poi alla fine il succo è poco. Mentre invece nella bella realtà di Nizza di Sicilia, nella bella realtà del Valdinisi, come vivete voi il fatto che comunque siete una squadra di prima categoria? Anche se devo dire, da quello che riesco a vedere anche attraverso i social, la vostra è un'organizzazione interessante, avete anche il merchandising, cioè l'ombrellino, la maglietta, i supporti che sembrano così inventate, invece sono frutto probabilmente di un progetto che vi porterà probabilmente anche a categorie molto più importanti. Come le diceva il direttore la settimana scorsa, il direttore Basile, noi a livello societario cercano di fare un professionismo nei dilettanti, questa è la frase che loro hanno in motto da portare avanti. Purtroppo, come diceva il mio collega, fare calcio in prima categoria dopo che dei calciatori vengono dopo un giorno di lavoro è complicato, devi riuscire a entrare nella loro testa, a capire se... Ma anche l'allenatore deve avere questa mentalità, perché anche l'allenatore probabilmente fa anche altre cose. Giustamente. Sarebbe bello poter fare solo l'allenatore in questo momento, però non penso che tutti abbiano questa opportunità. Fortunatamente abbiamo un lavoro che ci permette di essere liberi e di dedicare più tempo allo studio, perché secondo me il calcio in qualsiasi categoria deve essere studiato. Chiaro, sono assolutamente d'accordo, gli allenatori debbono studiare, perché più si studia, più si apprende e più si riesce poi dopo a dimostrare le proprie qualità e a farsi comprendere anche dai propri giocatori. Insomma, farsi comprendere dai presidenti è sempre un po' più difficile, perché là in quel caso sono discussioni totalmente diverse. Allora noi adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, voglio ricordare che oggi stiamo andando in onda ad un orario assolutamente diverso consueto, perché come tutti ben sanno Penalty va in onda dalle 18:30 alle 20:30, oggi in via del tutto eccezionale, dato che questa è una puntata prettamente pre-natalizia, andiamo in onda dalle 18 sino alle 19:30, perché poi passeremo la linea alla trasmissione diretta stadio che seguirà per Gold 78 l'incontro Spezia-Palermo di Serie B, ma quello è tutto un altro discorso, come potete ben capire. Ci vediamo dopo la pubblicità. Rientrati in studio, amici di Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, la domenica sportiva dei siciliani oggi è stata inaugurata alle 18 anziché le 18:30, chiuderemo alle 19:30 quando poi passeremo la linea a Palermo, che seguirà per tutti gli amici sportivi palermitani l'incontro di Serie B tra Spezia e Palermo. Voglio ricordare anche che tra l'altro questa è l'ultima puntata per quanto riguarda questa prima parte della stagione, l'ultima puntata del 2018, in quanto domenica prossima anche noi ci riposiamo, noi di Penalty, e ritorneremo in campo insieme a tutte le altre squadre naturalmente domenica 6 gennaio a partire come al solito dalle 18:30 sino alle 20:30. Anche per quanto riguarda il ritorno di giorno 6 sottolineiamo che come al solito alle 20
20 andrà in onda la rubrica che tanto successo sta ottenendo, ovvero i campioni di penalty. Vi voglio anche anticipare che per giorno 6 abbiamo già in serbo un campione straordinario, ve lo anticipo, sarà Ruud Gullit. Voglio parlare adesso di promozioni e ho il tabellino per quanto riguarda la Coppa Sicilia, che ritornerà in campo a partire naturalmente dal 30 di gennaio, con il ritorno fissato il 13 di febbraio. Questi gli incontri dei quarti di finali. Saranno Camarat Giardini Naxos, Ragusa Calcio che giocherà contro l'Acque Dolcese, Salemi Enna Calcio ed infine Sant'Angiolese Sporting Pedare. Insomma, saranno 4 incontri tiratissimi anche per quanto riguarda il campionato di promozione. Subito uno sguardo alla classifica del girone A. Questo invece è il turno del campionato di promozione del girone A, che ritornerà in campo giorno 6 gennaio. L'incontro probabilmente importante sarà quello dell'Olimpica Akragas, che giocherà in casa una partita determinante per il suo proseguo contro il Castel Termini, e poi tutte le altre a seguire. Su tutti Gattopardo, Oratorio, San Ciro e San Giorgio, perché proprio l'Oratorio, San Ciro e San Giorgio, se adesso vi facciamo vedere la classifica, è in testa insieme al Salemi, 2 squadre che stanno sicuramente battagliando alla grande nel girone A, appunto, del campionato di promozione. A seguire il Misilmeri con 32 punti, Castel Termini e Monreale con 29, 26 l'Olimpica Akragas, e poi a seguire appunto tutte le altre squadre. Chiude la classifica il Visborgo Nuovo con 3 punti. Dato che stiamo parlando in un certo senso anche e soprattutto della provincia di Agrigento, voglio ricordare che la scorsa settimana si è disputata questa partita di beneficenza ad Agrigento, la giornata bianco-azzurra. Guardiamo il servizio. Una giornata bella per lo sport agrigentino, che ha visto svolgersi la partita biancazzurra, con una giornata ricca di avvenimenti mirati a raccogliere fondi per la mensa della solidarietà di Agrigento. Una partita che ha visto presenti le leggende dell'Agras, ex di Eccellenza e Leo Star Sicilia, nel mezzo la premiazione delle scuole calcio agrigentine. Quindi la consegna dei trofei alle squadre che hanno partecipato all'evento sportivo. Mi auguro che il futuro dell'Agragas possa essere roseo, che si possa ricostruire, che da oggi possa scattare quella scintilla giusta per far ripartire questa nuova società. Una bella iniziativa in favore anche della mensa della solidarietà. Sì, la bella iniziativa in favore della mensa, però penso che sia anche una bella iniziativa in favore, diciamo, dello sport puro e del desiderio grande di ripigliare quota. Forza l'Agragas, e penso che se lo meritino i tifosi dell'Agragas e l'Agragas in sé. Quindi penso che l'iniziativa è sì in favore della mensa, ma in favore anche, diciamo, di chi crede nello sport e vuole che la città di Agrigento abbia il suo sport preferito. Sono appena uscita, ho giocato i miei 10 minuti e sono contenta di esserci per una causa così nobile quale quella della solidarietà. Ed è bello vedere come lo sport in questo caso serve anche per qualcosa di bello e di buono, no? Come aiutare chi è meno fortunato di noi nella vita. Come valuta questa iniziativa, mister? Bellissima, come sempre noi ci troviamo sempre a queste iniziative, ci fa sempre piacere, anche se speravamo di avere un po' più di pubblico, ma capisco che è un giorno feriale e purtroppo la gente lavora, però dicevo, è importantissimo farsi trovare. Noi ci siamo sempre trovati in passato, ci troviamo oggi e ci troveremo sempre nel futuro. In più è bello pure venire in un campo dove ho giocato 5 anni a indossare questi colori che sicuramente ci fanno piacere. Devo dire che in questo campo ho visto tante partite dell'Agragas, le ho seguite per la Sicilia prima, per Antenna Sicilia dopo, quando facevo il cronista sportivo, quindi tante volte ho visto l'Agragas, poi ho visto anche l'Agragas a Catania, quindi ritornare ad Agrigento è sempre un grande piacere, perché è una città che mi accoglie sempre con grande affetto. Qui ho fatto anche tanti spettacoli importanti, ho fatto parecchie edizioni del Mandorlo in Fiore, in quella Valle dei Templi che è straordinaria, che è un dono di Dio, per cui tornarci oggi per un evento di beneficenza mi fa doppiamente piacere, quindi grazie all'Agragas e all'Agragas Legend che ha invitato la nostra squadra, che
le All Star Sicilia, che è nata proprio per divertirci facendo del bene, giocare a pallone per fare del bene, quindi sono contentissimo. Poi insomma vinca il migliore, siamo tutti amici, ho rivisto Catalano che seguivo quando giocava nel Messina, Ciro Capuano che ha giocato anche nel mio Catania, insomma tanta gente meravigliosa, Colucci ed altri. Insomma, si possono trarre le conclusioni di questa giornata dedicata allo sport, alla solidarietà? Sì, è una giornata bellissima dal punto di vista climatico, una giornata bellissima dal punto di vista della solidarietà, perché in prevendita abbiamo venduto per fortuna tantissimi biglietti, anche se la risposta del pubblico ad Agrigento sugli spalti non è stata come dire, su misura per quelle che sono state le presenze in campo di tantissimi giocatori che hanno scritto pagine importantissime di questa partita. Sono venuti tantissimi giocatori importanti che ancora giocano, come Catania, come Zibert, come Desiderio Garufo, come Agatino Chiavaro, e per non parlare dei più anziani, Colucci. È stato uno spettacolo vedere giocare, che ne so, Colucci assieme a Ciro Capuano, piuttosto che Gaetano Pasquale Iacono con Ciccio Nobile, con tantissimi altri che sono arrivati oggi. È meraviglioso, soprattutto anche la presenza di All Star Sicilia, che hanno dato un altro valore a questa giornata di beneficenza. È la volta di conoscere adesso un po' il tabellino per quanto riguarda il girone B del campionato di promozione. In testa Acquedolci e Cefaledium. Proprio l'Acquedolci ha giocato oggi il recupero contro l'Acquedolcese e ha vinto 1-0. Pertanto adesso sia Acquedolci che Cefaledium guidano la classifica del campionato di promozione girone B. Voglio passare subito al girone C, perché anche in questo caso è stata recuperata una partita importantissima, il Città di Mascalucia che batte l'FC Motta 1-0 e Città di Mascalucia che vola a questo punto al terzo posto solitario nel girone C del campionato di promozione. Come potete ben vedere, anzi cortesemente il nostro regista se la può rimettere questa classifica, in testa abbiamo Sporting Pedara con 32 e Acicatena con 30, e proprio su queste due squadre abbiamo immagini che li riguardano e voglio sentire un po' il parere dei nostri ospiti. Direttore, sarà un terzetto o un quartetto con l'arrivo anche dell'ACI Sant'Antonio a vincere poi alla fine questo girone C del campionato di promozione? Guarda, io allora conosco l'ACI Sant'Antonio perché abbiamo fatto diversi amichevoli. È una squadra diciamo ostica, perché ha un allenatore che praticamente gli dà una grande forza, grande carisma e tutto quanto. Poi ho visto che il Taormina adesso sta risalendo un pochino e Filistad, il mio ex giocatore della Gera, è nato lì, e l'Alto Taormina so che è una squadra diciamo attrezzata per risalire. So che la Cicatena non ho visto giocare le squadre, quindi non mi esprimo tanto, però so che la Cicatena c'è stato qualche cambiamento ad Acicatena, è andato via Fuso, il direttore sportivo, insomma probabilmente qualche cosa è cambiato rispetto all'inizio. Vedremo adesso come disputeranno questa seconda parte della stagione, che è sempre quella molto più impegnativa, perché poi non c'è più tempo per recuperare. Certo, ma quando poi ci sono delle distanze di 4-5 punti, sai, può cambiare tutto. Bastano due risultati che vanno male, e salta tutto. Le squadre che inseguono possono risalire. Diciamo che quando c'è questa classifica così corta può capitare di tutto. Ecco. Samuele, questo Sporting Pedara ha giocatori di qualità, di esperienza, Palazzolo e compagnia credo possono rappresentare insomma una quantità che per questa categoria non dico che fa la differenza, ma dà la possibilità di essere sicuramente. Il Pedara è una grande squadra e secondo me la pecca della Cicatena è il campo, che non ce l'hanno più, il bottino. E secondo me è un pochettino. Però adesso hanno riaperto il comunale, certo le misure sono un po' diverse. Un altro campo, un altro terreno di gioco. Sono entrambe due grandi squadre, costruite bene con giocatori validi. Secondo me fino alla fine ci sarà da battagliare in questo girone.
vedremo come andrà a finire. Rientriamo in studio perché adesso parliamo del girone D del campionato di promozione e sentirò anche l'allenatore del Valdinisi sullo scontro che continua a dettare leggi in questo girone D del campionato di promozione, ovvero tra il Ragusa Calcio e l'Enna in testa con 37 punti e a seguire il Real Siracusa Belvedere con 30 e poi tutte le altre. Come andrà a finire secondo te? Perché secondo me vedremo questa lotta sino alla fine. Tra l'altro l'Enna è impegnato anche in Coppa, così come il Ragusa. Questo può essere un fattore che magari fa sfregare delle energie, però sarà una lotta, come ha detto lei, fino alla fine, che hanno fatto anche il voto, visto che la terza a 30 punti. Rischiano di andare direttamente entrambe in eccellenza, facendo un calcolo e guardando un po' i punteggi, probabilmente riusciranno a superare i famosi 10 punti che permetteranno appunto di evitare la bagarre dei playoff. Sì, probabilmente riusciranno a mettere questo divario sulla terza e riuscire entrambe a salire in eccellenza. Bene, prima categoria, così finalmente parleremo di questo Valdinisi, sono curioso di saperne ancora un po' di più. In testa abbiamo l'Unitas Sciacca con 26 punti, con 24 il Città di Cinisi, 22 Palermo Calcio Popolare, 21 per Città di San Vito Lo Capo insieme al Città di Carini e al Fulgatore e poi tutte le altre squadre. Caro direttore, Sciacca che dobbiamo abbracciare a questo punto perché probabilmente è la squadra che raggiungerà il campionato di promozione. Certo, siamo ancora quasi al giro di boa, però ha tutte le caratteristiche mentali anche, secondo me. Credo che io ricordo una grande piazza e quindi Serie D per tantissimi anni. Quindi sono piazze che chiaramente in prima categoria lista stretta, voglio dire, quando vedevo prima l'Agragas per esempio in promozione, parliamo di città che comunque hanno fatto campionati importanti e quindi vederle lì non ci stanno. Ci spiazzano, però per fortuna forse hanno trovato insomma il filo della matassa dopo tanti anni, investimenti, passione che servono assolutamente per ritornare ad occupare ruoli importanti nel calcio dilettantistico siciliano. Chi invece vuole occupare un ruolo importantissimo nel calcio dilettantistico siciliano è sicuramente il Valdinisi. Guardiamo la classifica del girone D del campionato di prima categoria. Valdinisi 33 punti, 11 partite e 11 vittorie, 25 il Città di Calatabbiano, 21 Atletico Messina, 18 Zafferana, 15 Sant'Alessio, 14 Juve Linia 1958 Promend e poi via via tutte le altre. Dico bene tutte le altre, no, caro mister, perché credo che a questo punto, non dico che siete a metà dell'opera, ma ci avviciniamo. È difficile, direttore, ancora la strada è lunga. Poi si dice sempre così. Affrontare tutte le partite e cercare di tenere l'asticella alta è un po' complicato, perché magari si può fare l'errore di pensare che già il campionato sia chiuso, basta perdere due partite e sei di nuovo lì a lottare. Qual è stata la svolta di questo Valdinisi in questa stagione? Forse il fatto che l'anno scorso, perdendo la finale playoff, è scattata questa voglia di rivalsa e dire no, il prossimo anno non ce ne sarà per nessuno. L'anno scorso è successo proprio l'anno scorso nella finale playoff. Io non c'ero ancora lì, 2 anni fa hanno fatto le semifinali playoff e hanno perso. Poi l'anno scorso siamo ripartiti con me in panchina, siamo riusciti dopo un girone di ritorno pazzesco, sì, a centrare la finale playoff. Tutti quanti ci davano per spacciati, ma noi siamo andati là con l'ACI San Filippo, che adesso è diventato ACI Catena, sì. E vincevamo fino a 3 minuti dalla fine. Abbiamo portato al campo 500 persone di inizio di lì che purtroppo non sono riusciti ad entrare. Sì, erano arrampicati tutti nelle. E ricordo che neanche il nostro grande presidente, lui secondo me ci dà la spinta ogni settimana per dare qualcosina in più, che poi è venuto a mancare a lui, e da lì siamo ripartiti subito con il direttore a cercare di formare una squadra. E siete sulla buona strada, guarda, veramente, io credo, Giacomo, che siete veramente sulla buona strada, perché avete questa voglia dilettantistica ma nello stesso tempo con l'animo da professionisti, no? Volete creare qualcosa che gli altri non hanno in questo momento e quindi avete buone possibilità. Vogliamo far star bene con i ragazzi e facciamo anche un po' di sociale, perché poi alla fine in prima categoria è molto importante avere un gruppo forte di persone. Il sociale diventa fondamentale. Abbiamo sentito a tal proposito del vicepresidente, la signora Sara Manotti, e poi anche un tuo giocatore, Natale Speranza. Sentiamo le interviste.
Sì, per me ogni partita è una grande emozione, però anche un grande dolore. Però, come hai detto tu, vivendole sia da bordo campo che dal di fuori quando siamo in trasferta, sicuramente si sente una grande presenza e la sentiamo tutti, tutta la squadra. Propositi per l'anno nuovo, continuare così sempre alla grande e in testa alla classifica ovviamente, perché il nostro obiettivo è quello di rimanere in vetta e vincere il campionato, arrivare direttamente in promozione. Natale Speranza, centrocampista della Valdinesi. Natale, per te oggi è grandissima prova di sostanza, di qualità, in mezzo al campo ti sei fatto sentire. Allora è giusto il soprannome, Squalo? Vabbè sì, il soprannome è azzeccato. È nelle mie caratteristiche correre tanto. Comunque voglio fare un complimento a tutta la squadra perché oggi siamo stati veramente eccezionali, non abbiamo sbagliato nulla, sia chi ha giocato e chi purtroppo non è potuto subentrare. Comunque dobbiamo essere tutti vicini per lottare con il nostro unico obiettivo. Natale, qual è la forza di questa squadra? Allora, intanto sicuramente sarà il presidente Mario Manoti, che purtroppo è scomparso, quindi questa è una grande forza che ci spinge alla vittoria del campionato. Siamo mentalizzati, il gruppo fa la forza e siamo tutti uniti, una grande famiglia. E su mister Parisi? Il mister io non lo conoscevo di vista, magari però non mi aveva mai allenato, però un mister molto in gamba. Un bravo mister, va. Caro Natale, ma queste cose non vanno dette al mister. Sai cosa mi ha detto? Mi ha detto che praticamente non giocherai più. Ormai è finito, ormai è finito di giocare la stagione. Bisogna dire invece che è un grande mister, che noi insomma lavoriamo con il mister con grande sintonia. E vabbè, i dilettanti sono anche questo, no? La purezza delle dichiarazioni. Complimenti allora a questo Valdinesi, a tutta la scuola calcio che c'è di contorno, in bocca al lupo per la stagione, ci saluti tutta Nizza, perché so che avete molti locali all'interno del gruppo, no? Sì, un 70% di ragazzi di Nizza. Beh, d'altra parte i dilettanti debbono vivere con i locali, no? Si fa il sociale anche facendo parte della squadra, della propria realtà. Così forse anche il Palagonia di Samuele, perché adesso parliamo appunto del suo girone, guardiamo la classifica, Palagonia in testa con 29 punti, 23 per l'Anisiana, 22 per Russo Sebastiano, 21 Belpassese FC e poi 19 Laci Bonaccorsi, via via tutte le altre. Girone dove questo Palagonia... tu hai detto all'inizio quando sei arrivato, noi siamo lì, ci godiamo il primo posto, sappiamo che dobbiamo e possiamo fare di più, però il Natale è arrivato, con esso il panettone e con esso chiaramente tanta felicità, perché bisogna essere felici, perché il lavoro che sin qui avete fatto è indubbiamente al di fuori dei pronostici, pertanto è doppia la felicità, credo. Ma sì, sicuramente tutto quello che è fatto nessuno lo potrà togliere o cancellare. Certo. La cosa importante adesso è rimanere sul pezzo, perché è un girone pesante, perché si vanno a giocare in campi importanti. E quello che hanno fatto è giusto dargli merito. Hanno fatto una grande prima parte di campionato, 9 vittorie e 2 pareggi. Siamo imbattuti, la squadra lavora dal 2 settembre. Quindi continuità immensa. Sì. Diciamo che io sono sempre un po' scettico, perché poi nel calcio basta perderne una e tutto quello che hai fatto non serve più a nulla. In questo caso cosa vorresti che arrivasse sotto l'albero di Natale? No, continuare il percorso che abbiamo iniziato. Non ci possiamo nascondere, comunque adesso siamo una delle pretendenti a vincere il campionato. Il panettone l'ho mangiato, spero di mangiare la colomba. L'Anisiana è l'unica outsider oppure anche Russo Sebastiano, il Belpasso che si è rinforzato? Non c'è una squadra dove, o in questo campionato, quello affrontate quasi tutte, vai lì e vinci, o vai lì e sei sicuro che vinci. È un campionato che chiunque può vincere con chiunque e chiunque può perdere con chiunque. Quindi la cosa è sempre partita dopo partita, partita dopo partita.
Bene, allora vedremo il proseguo della stagione, un in bocca al lupo, perché insomma Palagonia un po' ci manca, no? I suoi anni in eccellenza un paio di anni fa avevano un certo seguito, era un campo difficile, mi ricordo. Chiudo il campionato di prima categoria parlando del girone F, dove abbiamo in testa il Chiaramonte con 28 punti, Mazzarone 25, Città di Comiso 21, Noto 18, 17 per Virtus Ispica, 15 punti il Canicattini, 13 punti il Portopalo e poi via via tutte le altre. Anche in questa occasione la guerra sarà guerra. Forse parola un po' esagerata, la battaglia per la vittoria finale potrebbe sulla carta interessare le due realtà, Chiaramonte e Mazzarone. Tra l'altro un Mazzarone che nella prima parte della stagione sembrava essere sicuramente un gradino superiore, poi pian pianino sulla distanza il Chiaramonte è riuscito a recuperare punti, sorpassare in classifica il Mazzarone e a questo punto chiude questo suo anno 2018 al primo posto nel campionato di prima categoria. Abbiamo dunque chiuso tutti gli effetti la puntata natalizia. Passiamo ai saluti, iniziamo con il direttore, ex direttore del Giarre, Enzo Pagano. La parola ex però non mi piace perché insomma speriamo di trovare prima di tutto un progetto importante. Chiaro. Perché non è... Attenzione, sulla parola progetto c'è un'inflazione che ultimamente insomma non ci piace, però è vero, bisogna parlare di progetti. Non è ma non è una questione di categoria, il calcio bisogna saperlo fare in tutte le categorie. Sono d'accordo. In maniera, bisogna farlo bene, nel senso bisogna curare il settore giovanile, bisogna puntare fare anche qualche nome nuovo a livello dirigenziale, perché serve secondo me un po' di riciclo nuovo. Serve anche una sinergia di forze, come prima sentivo il presidente del Canicattì che diceva voglio cercare di realizzare il campo, ci vuole però una sinergia ed è quello che è importante. Se ci sono quelli, secondo te la parola organizzazione si completa di più? Sì, se ci sono tutte le sinergie, tutte le componenti che vanno bene, ma parlo sia società, squadra, staff, tifosi soprattutto. E queste cose si preparano d'estate, anzi si preparano a maggio probabilmente per la stagione successiva. Anche perché oggi fare calcio in realtà dilettantistico non è facile, perché con il fatto che ormai tutte le partite dei campionati importanti le vedi diciamo tramite Sky, tutto la gente non è più, io sono cresciuto vedendo il Giarre di Serie C, quindi non è quella la cosa che secondo me ritornare, diciamo, manca quella cosa, manca quella fetta di passionalità. Quello che dicevo prima al mister, ho visto le immagini di Russo Calcio Palagonia quando hanno giocato e c'erano le tribune piene, ed è bello quello deve essere. Lo spirito del dilettante deve essere anche quello, e da quello parte anche poi un progetto se uno vuole allargarsi ancora di più. Sì. Bene, allora io Enzo ti auguro un 2019 ricco di successi, perché insomma la stagione a Giarre è iniziata in una determinata maniera, è finita in un'altra, però sicuramente hai tratto le cose positive che ti serviranno per alimentare nuovi progetti. Assolutamente, ne approfitto per fare gli auguri a tutti voi di un felice anno nuovo, di un buon Natale e un felice anno nuovo. Grazie ad Enzo Pagano, ex Giarre. Salutiamo anche il mister del Valdinisi Giacomo Parisi. Giacomo, con la promessa che mi porti direttore, generale, presidente, se dovesse, incrociamo le dita, andare bene a fine stagione. Sì, senza dubbio. Adesso, perché insomma l'immagine che state dando in giro nei campi dimostra il lavoro quotidiano che c'è dietro anche da parte dell'allenatore, credo. Allora spero con tutto il cuore che ci rivediamo presto verso maggio. In bocca al lupo per il proseguo della stagione. Un saluto anche a Samuele Costanzo, che rivedo dopo qualche anno. La parentesi di Lico De Obea ti è servita tantissimo. Tra l'altro la tua scuola calcio so che fa numeri tantissimi. Sì. Tutto, io parto dal presupposto che tutto serve, qualsiasi cosa deve servire. E poi insomma, importante. Hai vinto tutto a Lico De Obea, no? Coppa e campionato. Sì, è stato un anno indimenticabile. Ringrazierò la società che mi ha dato l'opportunità di iniziare così giovane. 26 anni ho iniziato ad allenare
Sì, va bene così, Va bene sono così. contento. Allora, buon proseguo della stagione anche Grazie per te, mille. con la promessa magari di completare la stagione al primo posto ed essere speriamo. magari presente nella parte finale di penalty. Poi non Ok. ci dimentichiamo che ci sono anche i penalty awards che insomma incidono tantissimo nella voglia anche di visibilità da parte di dirigenti, allenatori, calciatori, chi più ne ha più ne metta. Allora, abbiamo chiuso questa puntata prenatalizia di penalty che ritornerà naturalmente con l'anno nuovo. Domenica 6 gennaio ritorneremo in campo con tutti i dilettanti dalla Serie D sino al campionato di prima categoria. Prima di chiudere la puntata odierna volevo salutare e ringraziare in modo particolare l'editore di Prima TV Mirko Leonardi e anche Andrea Crimi, sempre di Prima TV, per la straordinaria disponibilità nei confronti di Gold 78 e di questa trasmissione penalty guidata dal sottoscritto, ma con l'ausilio anche della parte tecnica e il coordinamento tecnico di Giuseppe Giuffrida, mixer audio Roberto Di Marco, la collaborazione anche di Carmelo Sant'Angelo e la regia del nostro Andrea Salerno. Noi ci vediamo domenica 6 gennaio a partire dalle ore 18:30 con la nuova puntata di penalty. Adesso passiamo alla linea a Palermo che seguirà per tutti gli sportivi siciliani, non soltanto palermitani, anche il post partita del Palermo in quel di Spezia. Grazie a tutti, buon Natale e appuntamento al prossimo anno. But the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I gave it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I gave it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year
il coro del